In Perù, nel bel mezzo di un deserto attraversato dalla Panamericana, una strada lunga circa 28.000 km, si trova una delle zone più importanti a livello storico-artistico del pianeta, la Piana di Nazca. In questa zona ci sono oltre 13.000 linee che vanno a formare più di 900 disegni, raffiguranti profili stilizzati di animali come pappagalli, ragni, balene, scimmie, orche, lama, condor, la lucertola, il colibrì e altri animali, parecchi dei quali non presenti in quelle terre. Qual è la particolarità di queste splendide e gigantesche opere d'arte? Sono visibili soltanto dall'alto. Divennero famose in tutto il mondo nel 1939 quando per la prima volta furono osservate da un piccolo aeroplano. Da terra infatti si riescono a scorgere soltanto piccoli solchi poco profondi. Le linee sono state tracciate rimuovendo le pietre contenenti ossidi di ferro dalla superficie del deserto, evidenziando un contrasto con il terreno sottostante più chiaro. Si pensa che i geoglifi siano stati tracciati durante il periodo di massima espansione della civiltà Nazca, tra il 300 a.C. e il 500 d.C., da parte della popolazione che abitava la zona, i Nazca. Ma potrebbero essere molto più antiche e appartenenti ad una civiltà sconosciuta. La datazione è molto difficile da effettuare, non si può utilizzare il metodo del carbonio 14, in quanto tale metodo non è applicabile alla roccia. La pianura di Nazca è poco ventosa e il clima è piuttosto stabile, piove circa 15 minuti all'anno, per questo motivo i disegni sono rimasti intatti per centinaia di anni. I disegni di Nazca sono la testimonianza di una grande conoscenza della geometria da parte degli antichi abitanti della zona, che forse conoscevano anche il sistema per librarsi in volo a bordo di rudimentali mongolfiere. Perché sono state realizzate? Secondo alcuni studiosi le linee venivano utilizzate nelle cerimonie del culto dell'acqua e allo scopo di propiziare la fertilità della terra. Forse erano usate come dei segnali da seguire che indicavano delle antiche sorgenti. Un'altra ipotesi suggerisce che potrebbe trattarsi di un enorme calendario tracciato sul terreno. Molte strutture antiche avevano questo scopo, come Stonehenge per esempio. Tra i tanti animali raffigurati c'è un enorme ragno, si trova in una fitta rete di linee rette ed è parte del bordo di un enorme trapezzoide. Secondo alcuni esperti questo ragno apparterrebbe alla famiglia dei ricinulei, originaria di zone poco accessibili della foresta amazzonica che si trova a circa 1500 km più a nord. Questo ragno è uno dei più rari al mondo ed ha una particolarità anatomica riferita al suo organo riproduttivo visibile soltanto al microscopio. Come faceva l'antico popolo Nazca a conoscere questo invisibile particolare? Inoltre, attraverso l'utilizzo di un software sono stati fatti dei calcoli sugli allineamenti astrali del ragno. I risultati hanno messo in evidenza che l'animale disegnato nel terreno sarebbe una rappresentazione della costellazione di Orione. Una delle figure più enigmatiche è quella dell'astronauta, così chiamato per la forma della testa che ricorda il casco di un astronauta. È uno dei disegni più famosi di Nazca, sia per la sua stranezza, sia per le considerazioni di paleoastronautica che sono state proposte circa la sua origine. L'ipotesi più accreditata è che si tratti di una semplice rappresentazione stilizzata di una figura umana, forse uno sciamano o un sacerdote in grado di prevedere i cambiamenti climatici. La scienza dibatte ancora oggi sull'origine e la funzione delle linee di Nazca e dei suoi spettacolari e strani disegni. Arte e mistero si intrecciano in un legame che non è nuovo alla storia dell'arte. I disegni di Nazca rimangono immobili sotto un sole implacabile a sfidare il tempo e la razionalità degli uomini.